Prego la grafica di regia, grazie. Livorno-Ascoli 1-1, Padova e Piacenza 0-0, giocate ambedue ieri sera. Atalanta-Sassuolo 1-0, Crotone-Triestina 2-1, Empoli-Cittadella 2-0, Frosinone-Grosseto 0-0, a Modena, Siena-Modena 1-0, Novara-Varese 1-1, Pescara-Albino-Leffe 2-0, a Portogruaro, Torino-Portogruaro 1-0, a Vicenza, Reggina-Vicenza 1-0. La classifica: Atalanta al comando, solitaria con 55 punti, Novara e Siena 52, Varese 45, Reggina 42, Pescara e Torino 41, Empoli e Livorno 39, Vicenza 38, Padova 36, Grosseto 35, Albino Leffe 34, Crotone 33, Piacenza 32, Sassuolo e Modena 31, Ascoli, Cittadella e Portogruaro 28, Triestina 27, Frosinone 26. Tra Vicenza e Reggina la sfida vale un posto playoff e le due squadre non si risparmiano. Per 20 minuti meglio la Reggina, pericolosa la punizione rapida di Tedesco, palla De Rose, gran diagonale, bravo Russo a togliere il pallone dal 7. Tacco di Bonazzoli che libera Colombo, conclusione alta sulla traversa, la risposta di Gianni da fuori area, il tiro finisce di poco a lato. Ancora pericoloso il Vicenza, testa di Abruscato per Misuracca, Puggioni e poi la difesa allontana. De Rose, ancora lui prova il diagonale a sorpresa, pallone a mezza altezza, Russo sul primo palo riesce a ribattere. Cresce il Vicenza, grande opportunità per Cellini che però colpisce male, Puggioni si salva in angolo, ottimo l'intervento del portiere, ma l'attaccante poteva concludere meglio. Sul corner tocco di Abruscato, Martinelli solo sul secondo palo non trova la porta. Al 46esimo Reggina in gol, traversone basso, palla Cosenza che tocca, libera Soligo ma probabilmente la palla aveva già oltrepassato la linea di porta, l'arbitro non ha dubbi e convalida tra le proteste. Immediata la reazione, grande occasione per Abruscato, diagonale da ottima posizione, palla sull'esterno della ripresa con la Reggina che chiude tutti gli spazi e va via in contropiede. Qui Tedesco con Russo che si salva. Il Vicenza preme ma non riesce a pungere e al 45esimo espulso l'allenatore Maran per proteste. Difficile esprimersi sul gol che ha deciso l'incontro, comunque i 3 punti fanno volare la Reggina mentre il Vicenza si ferma proprio quando la sua rincorsa sembrava ben avviata. Il migliore in campo il calabrese De Rose, ricordo il risultato a Vicenza, Reggina batte Vicenza 1-0, linea allo studio. Grazie Zennaro, e andiamo un po' allora a vedere come è arrivata questa vittoria inaspettata per i più da parte della Reggina, ma meritata, come abbiamo sentito da Zennaro. Il primo tempo è stata una partita aperta tra due squadre che si schierano ormai in questo campionato con un 3-5-2, forse l'Albino Leffe ogni tanto si schiera in questo modo. E infatti la prima clip che faccio vedere è proprio legata a come sono disposte in campo queste due squadre solitamente, quindi oggi. Partendo qua ad esempio con la Reggina, se ci fermiamo un attimo, abbiamo qua la linea difensiva con i 3 difensori, un centrocampista davanti alla difesa che è Tedesco, De Rose mezzo destro, in questo caso Castiglia è già avanzato, un cursore a destra che è Colombo, a sinistra c'è Rizzato e la coppia d'attacco. E credo che sia un modo di giocare buono a livello difensivo e allo stesso tempo riesce sempre a rilanciarsi. Stessa cosa per quanto riguarda il Vicenza. Adesso vediamo appunto come si schiera normalmente invece la squadra di Maran, anche lei 3 difensori dietro, un centrocampo con 4 pezzi, in questo caso Soligo è schierato a sinistra per dare più copertura in difesa, Gavazzi a sinistra che è un bel pezzo d'attacco offensivo. Qua è stato impiegato Misuracca che in questa occasione è in avanti, e la coppia d'attacco che è formata da Abruscato e Cellini, bravissimo nello spazio, nel dare profondità. Ecco, credo che queste due squadre se la sono giocata. Un primo tempo veramente buono perché hanno dato tutto per in pratica superarsi. Poi le cose sono avvenute attraverso quel gol di un certo tipo.
nel bivio playoff del Menti la strada giusta la imbocca la Reggina, che seppur con qualche sospetto batte il Vicenza in un match acceso che per l'importanza della posta e il modo in cui è stata assegnata lascerà parecchi strascichi. La formazione di Azzori, reduce dallo 0-0 con l'Atalanta e prima ancora dal colpo di Modena, parte pimpante con l'elettrico De Rose che scomoda Russo. Il Vicenza, senza vittorie in casa da 3 partite ma con alle spalle 2 successi esterni, ci mette un po' a carburare. Inizialmente parla a Puggioni solo dalla distanza, però con il passare dei minuti sale di tono e nella parte centrale del primo tempo l'estremo Amaranto deve intervenire con coraggio per risolvere qualche situazione complicata. La Reggina prova a non limitarsi a tenere il campo. L'uomo che rompe gli schemi è costantemente De Rose. Per poco non inganna Russo direttamente da cross. 5 minuti dopo ci prova anche da lontano ma senza sviluppi. È però il preludio ad una doppia occasione di marca biancorossa. Al 34esimo un tocco impercettibile ma pesantissimo di Puggioni frena Cellini. Immediatamente dopo è invece Martinelli ad emozionarsi al momento del tocco sotto misura. Sprechi che risulteranno determinanti perché un vantaggio vicentino, peraltro probabilmente anche meritato visto il volume di gioco, avrebbe incanalato in maniera opposta una partita che invece si sblocca dall'altra parte col giallo. Cosenza indirizza oltre la linea, almeno così sembra, perché ad accompagnare la sensazione che il pallone sia effettivamente entrato non c'è alcuna immagine che possa dare appoggio all'arbitro Gallione. La reazione vicentina è immediata. Già prima del riposo Abbruscato avrebbe il pallone del pari, ma l'ex centravanti del Toro può solo dare l'illusione ottica di un rientro in partita che non avverrà. La ripresa inizia con una percussione entusiasmante di Tedesco, il cui mancino è disinnescato con qualche problema da Russo. Il merito degli uomini di Azzori è quello di congelare i ritmi di un secondo tempo, acceso solo per un attimo dall'ingresso di Rashid Armah, che si fa notare con una girata aerea problematica per il portiere ospite prima di rientrare nell'anonimato. Il Vicenza rimane in partita solo ed esclusivamente perché Campagnacci, appena subentrato allo sfinito viola, spreca su contropiede indirizzato il possibile colpo del KO. I padroni di casa nel finale provano ad assaltare affidandosi agli arieti Abbruscato e Armah, che però non risolvono mai le mischie davanti a Puggioni. Il secondo colpo corsaro consecutivo vale alla Reggina la quinta piazza solitaria e orizzonti promettenti per l'imminente sfida con il fanalino di coda Frosinone. Tensione e delusione invece per il Vicenza, che si palesano nell'espulsione al 90esimo di Maran e in una classifica che torna a far vedere da lontano la zona dei sogni.